45. L'ex procuratore di Venezia Carlo Nordio commenta: le misure cautelari disposte nei confronti di 7 componenti delle baby gang servono educazione e informazione. Lunedì a Roma la protesta dei comuni e delle categorie economiche al Ministero del Sud contro la decisione del ministro Lezzi di non concedere la ZES a Venezia e Rovigo. Poco più di 100 dipendenti per 1 milione di pratiche all'anno. I lavoratori dell'Anagrafe di Venezia scenderanno in sciopero il 7 giugno per chiedere al Comune nuove assunzioni. Mestre rinasce e con essa il distretto del commercio. È stato presentato questa mattina all'Auditorium M9 un progetto che unisce cittadini e commercianti. La lotta allo smog passa anche per le auto elettriche, ma in Veneto ci sono ancora poche centraline di ricarica. Veneto Strade le ha censite tutte. Allarme smog, i risultati della campagna promossa dai residenti del Lido di Venezia evidenziano valori di inquinamento più alti di Mestre. La Corte d'Appello federale cancella la retrocessione del Palermo, incisce del Foggia rebus sulla disputa del play-out tra Venezia e Salernitana. Buonasera, ben ritrovati con una nuova edizione del telegiornale di Antenna 3 Venezia. L'ex procuratore della città lagunare, Carlo Nordio, dunque, è intervenuto sulle misure cautelari disposte nei confronti di 7 componenti, tra cui 4 minorenni delle baby gang che hanno preoccupato negli ultimi mesi. Sentiamo cosa ha detto. Anch'io credo che i limiti dei 14 e dei 18 anni debbano essere modificati, perché oggi i ragazzi non solo crescono prima, ma soprattutto dimostrano anche in età precoce alcune tendenze negative. Però non è con la minaccia della sanzione penale che risolvi e forse nemmeno riduci questo problema. È ovviamente un problema essenzialmente educativo, ed è la ragione per cui quando spesso noi veniamo chiamati a tenere lezioni sulla legalità alle scuole, io dico all'inizio che preferirei fare una lezione ai genitori, perché è dalla famiglia ed è attraverso l'esempio che nascono i buoni cittadini. L'ex magistrato e procuratore di Venezia commenta le decisioni prese dall'autorità minorile con l'arresto da parte della polizia di 7 componenti delle baby gang, 3 maggiorenni e 4 minorenni, che hanno seminato il panico negli ultimi mesi tra Mestre e Venezia. Le pene dovrebbero cambiare, sì, ma non basta. E sull'emergenza della criminalità minorile aggiunge: vi è anche tanta disinformazione su alcuni tipi di reati. Pensiamo per esempio, a parte quelli delle baby gang, che molti ragazzi anche sotto i 18 anni hanno delle, diciamo così, vicende giudiziarie penali perché sono estremamente imprudenti sull'uso dei telefonini e della sessualità. Non sanno per esempio che un rapporto sessuale a 17 anni è lecito se si è consenzienti, ma non si può documentare sul telefonino, non si può riprendere, perché altrimenti si commette il grave reato di produzione di materiale pedopornografico. Quando vai a insegnarglielo ai ragazzi a scuola, tutti c'è un continuo trasecolare e impallidire, perché non ne sanno nulla. Ecco, l'informazione e l'educazione. E soddisfatto dell'operazione della squadra mobile è il sindaco Brugnaro, che commenta: un'azione forte, va bene, ma questi ragazzi devono avere esempi migliori dagli adulti, tutti. Qui l'appello è a tutti gli adulti, non solo ai genitori di quei bambini, a tutti gli adulti. Che esempio stiamo dando? Riusciamo a contenerci quando c'è da fare, magari abbiamo delle nostre reciproche magari divergenze, riusciamo a ragionare con calma e pacatezza dei temi della città, o bisogna sempre buttarle in rissa, sempre in manifestazione, sempre in firme di cose che non vanno bene? Questo è il frutto. I bambini guardano e fanno anche loro, imitano i film, imitano internet. Queste cose qua non si può soltanto capirle e comprendere, ma bisogna anche punirle. Io ho chiesto fortemente alla questura, alla procura, soprattutto alla magistratura, di intervenire. Sono intervenuti e voglio ringraziarli, ma non basta. Questo fenomeno oggi l'abbiamo in qualche modo arginato, perché la fretta non era colpire o punire ma perché non facessero proselitismo, perché nei siti internet questi con la pistola si facevano vedere sopra una pattuglia della macchina della polizia in auto sul tetto. Cioè,
in fotografia poi su internet, i ragazzini vedono e diventi l'eroe negativo quasi buono, quasi coraggioso, e no, ti finisci in guerra. E a me... Si sono vissuti attimi di paura ieri sera alle 22:40 per un principio di incendio all'hotel Marriott a Sacca Sessola, un'anomalia di paura ieri sera intorno alle 22:40 per un principio di incendio all'hotel Marriott a Sacca Sessola. Un'anomalia elettrica nel controsoffitto sarebbe secondo... Questa era naturalmente la telefonica con i colleghi. Allora andiamo a leggere. Un'anomalia elettrica nel controsoffitto sarebbe la causa del rogo che ha costretto a evacuare la struttura. Una quarantina gli ospiti che sono stati invitati a uscire hanno assistito alle operazioni di spegnimento dall'esterno. Quando si sono attivati i sistemi antincendio, il personale ha fatto uscire tutti dall'albergo radunandoli nei punti di raccolta. I vigili del fuoco, giunti sul posto con 2 autopompe lagunari, una motobarca e 15 operatori, hanno subito individuato il problema in un'anomalia elettrica che si era sviluppata in una controsoffittatura al secondo piano dell'albergo. Le operazioni di messa in sicurezza della struttura da parte dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 2 ore con il rientro degli ospiti nell'albergo, eccetto nel piano interessato dal problema. Nessuno è rimasto ferito. Cambiamo tema, poco più di 100 dipendenti per sbrigare 1 milione di pratiche all'anno. I lavoratori dell'Anagrafe di Venezia scenderanno in sciopero, in protesta il 7 giugno prossimo. Sindacati e opposizioni chiedono al Comune nuove assunzioni. Abbiamo fatto un accesso agli atti e gli uffici ci hanno detto che pratiche e attività in capo all'anagrafe sono più di 1 milione per 116 dipendenti. Abbiamo calcolato all'incirca che si tratta di 9.000 pratiche all'anno per ogni dipendente. 116 dipendenti sono reputati troppo pochi per sbrigare 1 milione di pratiche, a volte così complesse da richiedere settimane di lavoro. Saltato il tentativo di conciliazione in prefettura, venerdì 7 giugno Anagrafe, Stato Civile e URP del Comune di Venezia scenderanno in sciopero con un presidio in via Palazzo a Mestre. Se in questa vicenda da un lato ci sono questioni tecniche e sindacali, dall'altro a muovere la protesta sono anche motivazioni politiche, perché dove e come spendere le risorse disponibili a Cafarsetti lo decide la giunta comunale ed è al governo della città che i lavoratori chiedono assunzioni per salvaguardare il servizio. Questa carenza di personale incide sul servizio che si danno ai cittadini, tanto che molti protestano, come è emerso in questi giorni anche dalla stampa, per il ritardo nelle pratiche. Quindi va di pari passo la protesta giusta dei lavoratori con il servizio che stiamo dando, probabilmente negativo, ai cittadini. Sambo ricorda la chiusura di alcuni uffici dell'Anagrafe, dalla Giudecca a Venezia al Parco della Bissuola a Mestre, dovuto ad una carenza di personale alla quale pare volersi ovviare con meno di una decina di nuove assunzioni, un numero ritenuto insufficiente. Questa amministrazione ha deciso di investire solo sul versante della sicurezza dei vigili, l'abbiamo sempre detto, ben venga, ma non basta, non può andare a discapito di tutti gli altri servizi del Comune. Lunedì prossimo, 3 giugno, i rappresentanti delle categorie economiche Confindustria Venezia, Area Metropolitana di Venezia Rovigo, Confartigianato Metropolitana Venezia, Confartigianato Polesine, CNA Venezia, CNA Rovigo, Confcommercio Venezia e Confesercenti Venezia, il presidente della provincia di Rovigo, 18 sindaci, imprenditori e cittadini manifesteranno a Roma davanti al Ministero del Mezzogiorno. La contestazione scaturisce dal fatto che il Ministro per il Sud, Barbara Lezzi, ha dichiarato durante un'intervista a Radio 24 di voler istituire le zone economiche speciali anche a Venezia e Rovigo, ma contrariamente a quanto affermato ha cambiato idea dimostrando di non essere intenzionata a valorizzare quei territori che hanno dimostrato una grande capacità progettuale. Infatti dal piano industriale elaborato da Confindustria e validato dall'advisor internazionale emerge che nel solo comune di Venezia e nei comuni della provincia di Rovigo sarebbero disponibili 385 ettari a oggi dismessi o abbandonati che, se inseriti in una zona economica speciale, potrebbero attivare in 3 anni 2,4 miliardi di euro di investimenti e 26.600 posti di lavoro tra diretti e indiretti, con un gettito fiscale di oltre 850 milioni di euro. Intanto a Mestre nasce il distretto del commercio, è stato presentato questa mattina, sentiamo nel dettaglio di cosa si tratta.
Negli ultimi anni il commercio mestrino ha subito un duro colpo, la crisi, la ZTL che impediva a molte persone di recarsi in centro, il degrado. Oggi la città si sta rialzando e da questo presupposto nasce il Mestre Shopping District Fai Centro, un progetto che si pone l'obiettivo di rivitalizzare il tessuto commerciale cittadino, puntando sulla collaborazione tra comune, associazioni di categoria, Camera di Commercio e imprese. Per rispondere a delle esigenze e per dare il via al cambiamento della città, che nasce però su un cambiamento che si è già svolto, perché ovviamente uno potrebbe domandarsi ma perché non l'avete fatto prima? Perché ovviamente c'erano tutti i tasselli da mettere a posto e adesso ovviamente in un contesto migliorato si parte con il distretto del commercio, si implementa il nome della città, Fai Centro, e si dà la possibilità a chi viene dal Veneto e chi anche viene come turista, perché non dimentichiamo che abbiamo più di 3 milioni e mezzo di presenze turistiche all'anno a Mestre, di usufruire del commercio di Mestre. Il progetto è stato presentato all'M9 a negozianti ed esercenti con l'intervento delle parti coinvolte che hanno evidenziato l'opportunità di fare sistema. Un modello nato con i commercianti di Zellarino che ha dimostrato di funzionare e che ora si espande a Mestre partendo da 14 negozianti che hanno collaborato attivamente per renderlo più funzionale possibile. Entro luglio il numero sarà allargato ad altre 50 realtà per poi coinvolgere quante più imprese commerciali possibili tra le 770 che sono radicate in centro. È stata anche realizzata un'app. È stata costruita sulle esigenze degli esercenti, quindi come raccontare come vorresti realizzare un'applicazione e quindi è la massima customizzazione di un'applicazione informatica che ha come finalità quella di portare le persone al centro di Mestre, a visitare Mestre. Diventa un strumento per essere notificati delle occasioni di incontro, di eventi, di promozioni e anche l'idea di far rivivere la città, anche solo a livello di comunicazione, di avere uno strumento unico che è in tasca di tutte le persone. Ora un piccolo break, il telegiornale di Antenna 3 Venezia ritorna in diretta tra pochissimo. Eccoci di nuovo in diretta con il telegiornale di Antenna 3 Venezia. Parliamo di smog e di lotta allo smog che passa anche per le auto elettriche, ma in Veneto ci sono ancora troppo poche centraline di ricarica. Veneto Strade le ha censite, tutte per conto della Regione, per orientare gli automobilisti ma anche per deciderne dove installarne di nuove. In Europa ogni 100 km di autostrade ci sono 32 centraline di rifornimento per mezzi elettrici. In Italia sono 12, in Veneto sono 2 ogni 100 km. In Veneto ci sono poche stazioni di ricarica, ecco perché da noi le auto elettriche stentano a decollare. Ed ecco anche perché Veneto Strade ha partecipato, per conto della Regione Veneto, al progetto Interreg Alpine Space Emoticon, creando una mappatura dettagliata di tutte le centraline attive o in progettazione. L'utente, l'automobilista che ha la macchina elettrica, col proprio cellulare può creare il percorso che deve fare, vedere quante centraline ci sono, ma non solo, se le centraline sono libere o occupate, se si tratta di centraline fast, cioè veloci, o slow, cioè quindi lente, il tipo di presa che c'è, tutti i dati che gli sono necessari per poter fare rifornimento. Se la mappa serve agli automobilisti per conoscere dove si trovano le centraline di ricarica per le auto elettriche, servirà al contrario alle amministrazioni pubbliche per sapere dove non ci sono le centraline e ci vorrebbero. Regione Veneto anche 3 anni fa con il PNIRE, che è il Piano Nazionale delle Ricariche Elettriche, abbiamo fatto un bando aperto a pubblico e anche a privato dove il Ministero metteva a disposizione 2,5 milioni e bisognava cofinanziare con risorse degli enti locali o del privato. Di quei 2,5 milioni abbiamo ancora 1,5 milioni disponibili che non sono state assegnate perché le richieste e le domande sono state inferiori. Adesso stiamo in procinto di riprodurre, di ripubblicare un altro bando e sono convinta che questa volta le risorse le esauriremo tutte. Continuiamo a parlare di inquinamento con i risultati talvolta anche sorprendenti della campagna promossa dai residenti del Lido di Venezia che evidenziano valori di inquinamento più alti di Mestre.
A volte i valori di inquinamento da PM10 e PM2,5 presenti nell'aria al Lido di Venezia sono superiori anche alla terraferma. È questo il primo risultato, un po' a sorpresa, della campagna di rilevamento promossa dal Comitato Ambientalista Altro Lido, con l'attivazione di 4 centraline. In questi giorni, a causa delle piogge, il rilevamento dà dei dati molto bassi, quindi l'aria è pulita. A volte però succede che al Lido abbiamo il PM10 superiore a quello della terraferma. Però questo dovrebbe dipendere dal PM10 della sabbia. L'ultima indagine dell'ARPAV risale al 2007, 12 anni fa, perciò si sono mossi i cittadini. Abbiamo lanciato una campagna per procurarci delle centraline per fare noi autonomamente i rilievi del PM10 e del PM2,5. Fortunatamente la Croce Bianca del Lido ci ha sovvenzionato e così abbiamo potuto comprare queste 4 centraline. L'intera isola è stata coinvolta da nord a sud. Abbiamo una centralina già in funzione agli Alberoni, poi ce n'è un'altra in funzione a Cabianca, un'altra in via Spalato e la prossima sarà quella di Santa Maria Elisabetta. I dati, che quotidianamente vengono pubblicati in rete e chiunque può verificarne l'andamento andando sul sito internet www.unaltrolido.com oppure su quello che Aria che tira, sono disponibili 24 ore su 24. La rete di cittadini che si è mobilitata per questa indagine ha la sua base in Toscana, ma è presente anche con punti di rilevamento nella provincia di Venezia. La Corte d'Appello federale, siamo al calcio, cancella la retrocessione del Palermo. In C scende il Foggia, rebus sulla disputa del play-out tra Venezia e Salernitana. Abbiamo 3 retrocesse sul campo, bisogna sciogliere il nodo della quarta retrocessa, arrivando anche a valutare se sia o meno necessario che vi sia una quarta retrocessa. Però lì poi si entra in argomenti di politica federale che ovviamente esulano dall'ambito giudiziario e giudiziale. Se per dirla con la celebre massima di Vujadin Boskov le partite finiscono quando l'arbitro fischia, ce ne sono altre che non si disputano allo stadio ma nei tribunali sportivi, che possono ricominciare anche dopo il fischio finale e con esiti totalmente opposti. La Corte d'Appello federale ha nuovamente stravolto la classifica della Serie B. Il Palermo non retrocede più ma è penalizzato di 20 punti. In C scende il Foggia, ma sul play-out tra Venezia e Salernitana ancora poco si sa. Gli arancione-roverdi sono pronti a lottare su ogni pallone anche in ambito giudiziario. In questi giorni mi pare che chiunque sia stato coinvolto in questa vicenda si sia tutelato, come è giusto che sia, e ovviamente lo faremo anche noi. È evidente che pensare di giocare un play-out a oltre 20 giorni da quando si è conclusa la stagione, con la finestra UEFA alle porte, perché non dimentichiamoci che dal 2 al 15 di giugno vi sono delle competizioni internazionali in forza delle quali le squadre sono depauperate perché non hanno dei giocatori che sono convocati in nazionale. 3 giorni di festa a Venezia, all'insegna delle tradizioni più importanti della città, il Galeone di Venezia a caccia della vittoria nel palio delle Repubbliche Marinare. L'incitamento al Galeone veneziano arriva pronunciato dal suggestivo sfondo dell'Arsenale, dal consigliere comunale Giovanni Giusto, delegato alle tradizioni. Un appello accorato e passionale, quasi a voler spingere, nelle acque di casa, Venezia a caccia della vittoria sabato nella 64esima edizione del Palio delle Antiche Repubbliche Marinare. Un successo contro Pisa, Amalfi e Genova che manca dall'Albo d'Oro dei veneziani da 4 edizioni, proprio dall'ultima disputata in casa qui in Laguna. La gara, che animerà per 3 giorni la città, si disputerà sabato pomeriggio in diretta Rai dalle 18:50. La grande sfida delle 4 repubbliche marinare. Quest'anno ci sono dei cambiamenti che sicuramente miglioreranno perché l'intenzione è quella di avvicinare il più possibile i veneziani all'evento e quindi per loro abbiamo scelto un percorso diverso. L'arrivo sarà all'altezza del campo della Madonna della Salute, dove là posizioniamo proprio il traguardo. Poi, domenica, la festa della Sensa con corteo acqueo fino al Lido per rinnovare
lo sposalizio di Venezia con il mare. È l'impegno della nostra comunità al rispetto delle nostre acque, quindi quel giorno noi andiamo a rinnovare questo rispetto reciproco. Le acque hanno sempre tutelato la nostra grande storia e noi oggi, proprio in questi anni, dobbiamo garantire la tutela alla laguna, che è il nostro grande patrimonio. In chiusura il Giro d'Italia, perché dopo una lunga attesa oggi Santa Maria di Sala ha ospitato il traguardo della 18ª tappa, una grande festa in rosa per la città del Miranese ma anche per Noale e Scorzè, dove è passato il plotone di corridori. Sul traguardo salese si è imposto il ciclista bresciano Damiano Cima. Dopo una lunga fuga, oltre 150 km, l'atleta ha beffato il gruppone della maglia rosa che l'aveva quasi raggiunto. La tappa ha preso il via alle 12 da Val d'Aora Olang, dopo una blanda salita fino al valico di Cimabanca e spazio una lunga discesa fino al ponte nelle Alpi, poi Conegliano nel Trevigiano, dove è iniziato l'ultimo tratto interamente in pianura su strade abbastanza ampie e rettilinee fino all'arrivo sul traguardo salese. È tutto per questa edizione. Io vi ricordo, dopo i nostri telegiornali, l'appuntamento con 20:10, ospiti in studio saranno due neosindaci, o meglio il rieletto sindaco di Preganziol Paolo Galeano e invece una nuova entrata, Katia Uberti, sindaco di Paese. È tutto dunque, io vi ringrazio per l'attenzione e vi lascio alle previsioni del tempo. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Pressione in aumento sull'Italia e dunque sulle nostre regioni. La giornata di venerdì 31 maggio sarà all'insegna di un tempo decisamente più stabile rispetto ai giorni scorsi. Sul Veneto il sole sarà prevalente e il cielo sarà al massimo poco nuvoloso ovunque. Tuttavia non si esclude nel pomeriggio qualche nube in più sui rilievi, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra 8 e 14 gradi, massime comprese invece tra 21 e 23 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui il tempo sarà asciutto e stabile pressoché dappertutto, sarà infatti una bella giornata di sole e il cielo sarà sereno o al massimo con presenza di poche nubi a carattere sparso. Temperature minime tra 9 e 15 gradi, massime comprese invece tra 20 e 23 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, poche novità, anche qui sarà soleggiato dappertutto e il cielo si presenterà al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 11 e 12 gradi, massime tra 23 e 24 gradi circa. Bene, questo aggiornamento è giunto al termine. Arrivederci.